Buongiorno in diretta da Focus TG con la nostra redazione, i nostri giornalisti, i nostri tecnici che danno le notizie in diretta da tutte le nostre province. Adesso andiamo a Treviso perché oggi era l'ultimo giorno di permanenza dei migranti pakistani che avevano dormito sotto i portici e scatenando una polemica con il sindaco Mario Conte, con richieste alla diocesi di intervenire. Insomma, questi migranti era l'ultimo giorno di pernottamento in un albergo che è stato pagato da un anonimo imprenditore. E adesso ci si chiede dove andranno, se torneranno o meno sotto i portici. Pare che questa sia un'ipotesi che sia già stata esclusa. Andiamo in diretta a Piazza dei Signori con Marta Marangon, vedo anche la vicepresidente del Consiglio Comunale di Treviso, Antonella Tocchetto. A te Marta. Sì, buongiorno direttore da Treviso, siamo in Piazza dei Signori sotto la prefettura perché al momento sulla questione dei migranti l'unica certezza è che venerdì qui ci sarà un nuovo vertice coordinato appunto dal prefetto per cercare di fare il punto su questa situazione. Un incontro che è stato sollecitato da Partecipare il Presente, che è un gruppo di associazioni che si sono riunite appunto sotto questa sigla, associazioni datoriali, sindacati del volontariato, che hanno chiesto un cambio di passo nell'affrontare la questione dell'accoglienza dei migranti, soprattutto di quelli che hanno un posto di lavoro, come è accaduto appunto nell'ultimo caso. Il tema che verrà affrontato nel corso dell'incontro è quello di valutare, di definire la realizzazione di uno sportello casa dedicato appunto ai migranti. Nel frattempo, come dicevate da studio, con oggi terminano le 2 settimane di accoglienza che sono state pagate da 2 imprenditori, un imprenditore e un'imprenditrice, 2 benefattori che hanno offerto queste 2 settimane di ospitalità in un albergo e al momento non si sa questa sera dove andranno queste persone. Verosimilmente torneranno comunque in strada, verosimilmente torneranno a dormire al Park dal Negro, che appunto 2 settimane fa era stato sgomberato. Qui con me Antonella Tocchetto, consigliere comunale del Partito Democratico. Una questione annosa che sembra non trovare una soluzione. Beh, allora sicuramente è molto interessante l'ingresso dell'associazione, che comprende anche non solo i lavoratori, i sindacati, ma anche gli industriali, perché può aprire un passo nuovo. Tra l'altro io anche in Consiglio provinciale, dove sono seduta, ho sollevato questa cosa, perché non può essere solo una gestione trevigiana, ma qui ci vuole una gestione ampia, soprattutto perché alcuni dei lavoratori lavorano tra l'altro nella nostra provincia, chi a Conegliano, chi a Spresiano, e uno dei temi anche dei locali dell'albergo che era stato trovato era che avevano difficoltà di spostamento. Quindi ben venga l'ampliamento del tavolo della prefettura. Noi come Partito Democratico, ma come tutto centrosinistra, l'abbiamo ampiamente sollecitato e credo che questo sia, mi auguro, un buon passo avanti. Sono delle persone e non possiamo considerare che gli ultimi debbano essere delle persone che dormono per strada senza un aiuto di una società che può rispondere. Ecco, a questo proposito, direttore, vorrei che sentissimo il servizio con la lettera aperta che proprio ieri è stata divulgata dalla imprenditrice benefattrice anonima, che ha voluto appunto pagare di tasca propria una settimana di accoglienza in un hotel a questi migranti. Una lettera aperta nella quale spiega quelle che sono le ragioni che l'hanno portata a questo gesto e lancia anche un appello alla società civile, ma soprattutto al mondo imprenditoriale. Sentiamo. Molti anni fa, quando andai a lavorare in Germania, io stessa ebbi difficoltà ad avere una casa in affitto perché straniera, nonostante fossi europea, avessi un contratto di lavoro e parlassi un po' tedesco. Inizia così la lettera aperta dell'imprenditrice che ha offerto la seconda settimana di ospitalità in albergo ai migranti sgombrati dal Park dal Negro. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, l'imprenditrice, che vuole restare anonima e ha diffuso le sue parole attraverso Mirella Tuzzato, spiega le ragioni per le quali vuole dare una mano ai
lavoratori stranieri senza casa. Noi veneti siamo gente pratica, sappiamo bene che i lavoratori stranieri ci servono come il pane. Le nostre famiglie ne hanno bisogno per la cura della casa e degli anziani, nei lavori agricoli e nei ristoranti, scrive l'imprenditrice. Abbiamo un calo demografico da paura e i contributi di questi lavoratori al sistema pensionistico e alle casse dello Stato ci servono. È un ragionamento pragmatico quello dell'imprenditrice, pur consapevole delle difficoltà di vivere insieme a persone con cultura, lingua e religione diversa dalla nostra. Usiamo i fondi di garanzia per i proprietari di case, scrive l'anonima benefattrice, i servizi di mediazione culturale per essere sicuri di far capire come si vive in condominio, come funziona il contratto. Non è per niente facile, ma se entrambe le parti si impegnano si riesce giorno per giorno, e conclude con altrettanto pragmatismo. Ci conviene. Ecco direttore, queste dunque le parole in questa lettera aperta dell'imprenditrice, che spiega le ragioni che l'hanno portata a sostenere la spesa dell'accoglienza per una settimana. Questi immigrati, dice, comunque ci servono, comunque ci conviene accoglierli. Certo non è facile cercare di far convivere persone che hanno culture, religioni, abitudini diverse dalle nostre, ma tutti insieme ce la si può fare. Allora appunto anche proprio lo spirito non solo dell'imprenditrice che anch'io ho letto oggi sul giornale, ma anche dell'associazione di Partecipare al Presente ha proprio questo scopo. Cioè ci sono delle persone, delle forze lavoro, noi non possiamo chiudere gli occhi, siamo così, come dire, molto religiosi e cattolici soprattutto in questa città, e quindi a maggior ragione gli ultimi li dobbiamo aiutare, però ci vuole un gruppo, una task force come si dice, che sia molto ampia e che consenta loro sia di trovare degli spazi abitativi che ovviamente un aiuto al lavoro, ma soprattutto non può essere finalizzato solo alla città di Treviso, perché molti di loro lavorano anche nei comuni con termine e anche i comuni con termine devono in qualche modo intervenire, quindi mi sembra positivo e speriamo che venerdì ci siano delle buone notizie anche per i ragazzi. Ecco, nel frattempo, direttore, su questo fronte si sta muovendo anche la Camera di Commercio di Treviso Belluno, che in collaborazione con le Camere di Commercio estere sta organizzando proprio delle iniziative sia di formazione sia poi di accoglienza nel nostro territorio di lavoratori immigrati, in particolare dal Sud America. Vediamo quindi il servizio e poi la linea allo studio. Costerà almeno 100.000 euro risistemare con sbarre elettriche anti-intrusione il Parc dal Negro. I lavori inizieranno e si concluderanno in giugno. Un'opera che si rende necessaria, dicono, per evitare che il parcheggio torni ad essere luogo del bivacco notturno di giovani richiedenti asilo e senza fissa dimora. Un investimento che sarà sostenuto anche da Ascom Confcommercio, che è tra i comproprietari del parcheggio. E mentre una quindicina sono già tornati a dormire proprio lì, alcuni anche rifiutando la soluzione proposta dell'albergo a Monastier da parte di una generosa imprenditrice, da Belluno il presidente della Camera di Commercio Mario Pozza illustra le nuove opportunità alle quali sta lavorando in un percorso condiviso a livello internazionale. Noi stiamo lavorando con la rete delle Camere di Commercio italiane all'estero, quindi con Assocamera Estero, per mettere in campo un progetto pilota assieme all'OIM, che è l'Organizzazione Internazionale Migranti, che fa capo alle Nazioni Unite, dove vede alcuni paesi dell'America Latina, dall'Ecuador al Perù al Guatemala, di poter portare qui professionalità e competenze. Verranno formati noi abbiamo scelto l'Ecuador come paese, verranno formati in Ecuador. Fatte salve le reciprocità del riconoscimento del titolo di studio, anche le OS verranno formate in italiano, in modo da arrivare nel nostro paese già pronte ad entrare in servizio. Una soluzione che si rende quanto mai necessaria, visti anche gli ultimi episodi cittadini e che lo hanno riguardato anche personalmente. Conte ha fatto bene, non è un problema solo di Treviso, ma basta andare a Padova, basta andare in tantissime altre nostre città. È ormai insostenibile, la gente non è più tranquilla. Io conosco personale della Camera di Commercio a Treviso che parcheggia, un parcheggio custodito dove dentro c'è di tutto e di più, che questi qui fanno il bello cattivo tempo. Uso questo termine per non usare altri termini. Bello cattivo tempo intendo siamo uomini, donne che abbiamo bisogni fisiologici che vengono fatti davanti. Questa mattina ne ho avuto l'esempio anche davanti alla Camera di Commercio. Servizio di Elena dal Forno, la notizia è arrivata poco fa, avete sentito prima le parole dell'imprenditrice che ha fatto sapere di essere disposta a pagare
ancora fino a domenica l'alloggio dei migranti nell'albergo in cui hanno pernottato fino ad ora, per cui un'altra soluzione temporanea in attesa di una soluzione, si spera, definitiva. Adesso andiamo sempre in diretta a Padova da Marta, da Treviso. Il servizio era stato, il collegamento era di Marta Marangoni e Nicoletta Rizzetto. Adesso andiamo a Padova in diretta da Marta Zatta e Federico Cibotto, perché c'è stata un'importante operazione contro un racket cinese che è stato trovato in possesso di droga. Ci sono stati arresti e sequestro di stupefacenti. A te, Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, è stata smantellata di fatto una vasta rete criminale di matrice cinese da parte della Guardia di Finanza di Padova. Nell'operazione sono state arrestate ben 8 persone e altre 24 sono state invece denunciate per favoreggiamento all'immigrazione clandestina, ingresso e soggiorno illegale, detenzione abusiva di armi e gioco d'azzardo. All'interno dell'operazione poi anche il sequestro di 3 kg di droga, un'operazione che ha coinvolto diverse province del Veneto e non solo, ma sentiamo tutti i dettagli dal capitano Daniele Donetti, che è comandante della Guardia di Finanza di Padova, che ci racconta insomma nei dettagli l'operazione. Abbiamo sequestrato quasi 3 kg di sostanze stupefacenti, prevalentemente metanfetamine, che venivano ritirate in provincia di Prato per essere spacciate a Padova, oltre che nelle province di Verona e Milano. Inoltre è emerso un canale di approvvigionamento dalla Spagna, in particolare da Madrid, attraverso l'invio di pacchi postali che siamo riusciti a intercettare. Un'operazione proprio concentrata sul territorio, sulla provincia padovana e non solo. I nostri controlli, congiuntamente a quelli della polizia locale, hanno riguardato la stazione ferroviaria di Padova, i quartieri Arcella e Stanga, ma abbiamo anche svolto approfondimenti in comuni dell'Interland come Cadoneghe, Vigonza, fino ad arrivare a Pieve di Sacco e Terrassa Padovana. Inoltre è stato importante pedinare gli indagati avvalendoci di vari strumenti di natura tecnica fino a comprendere la natura delle loro frequentazioni, ed è stato qui che abbiamo accertato il loro riunirsi in locali notturni padovani, ristoranti, in una bisca clandestina che è stata poi sottoposta a sequestro finanche presso il Casinò di Venezia. Ecco, quindi lo avete sentito, un'operazione della Guardia di Finanza che ha riguardato diverse province del Veneto, Padova, Treviso, Venezia e non solo, ma non è l'unico duro colpo inferto allo spaccio padovano. Un'altra operazione ha riguardato in questo caso la questura di Padova, che ha sequestrato 2 kg di cocaina purissima. Nel mirino in questo caso una banda di albanesi, ma vediamo tutti i dettagli nel servizio di Valentina Visentina e poi la linea può tornare allo studio. Tagliata e confezionata si sarebbe trasformata in oltre 6.000 dosi che avrebbero fruttato più di 300.000 euro. Il carico di cocaina purissima è stato intercettato e sequestrato dalla squadra mobile di Padova, che ha arrestato 3 trafficanti albanesi, un 32enne, un 34enne con precedenti e un 50enne incensurato. I poliziotti impegnati in un controllo del territorio avevano notato in zona Padova Est un incontro sospetto. L'appuntamento prima tra 2 auto che poi avevano raggiunto un furgone che li aspettava invece in un autolavaggio della città. È qui che è avvenuto il primo scambio. Il blitz della polizia ha permesso di sequestrare una mattonella di cocaina in sasso di oltre 1 chilo. All'interno dei mezzi gli agenti hanno poi ritrovato un altro 1,5 chili di droga. I 3 sono stati arrestati. Il 34enne albanese residente a Padova risultava condannato a 4 anni di carcere dopo un arresto nel 2021, quando era stato trovato alla guida di un furgone che trasportava 1 chilo di marijuana. Il connazionale 32enne invece
risulta residente a Selvazzano e ha precedenti per spaccio. Aveva appena finito di scontare gli arresti domiciliari perché era stato trovato in possesso di cocaina nel 2025, mentre nel 2022 era stato arrestato mentre trasportava in auto oltre 12 kg di droga. Il cinquantenne invece è incensurato. La droga sequestrata è risultata cocaina purissima, destinata ad essere smerciata nella piazza padovana. Avrebbe fruttato oltre 300.000 euro. Servizio di Valentina Visentino, oggi in regia Mattia Pizzaia e Tommaso Migotta. Adesso passiamo dalla droga di Padova, passiamo alla prostituzione a Vicenza, linea dura dell'amministrazione per contrastare appunto il fenomeno della prostituzione, soprattutto in Viale San Lazzaro. Si intensificano i controlli e scattano anche le multe ai clienti. Ci sono per noi Luisa Bertini e Simone Squarcina. A te, Luisa. Ci troviamo in Viale San Lazzaro in compagnia con il comandante della Polizia Locale di Vicenza, Massimo Parolin, perché in quest'ultimo periodo si sono intensificati i controlli contro lo sfruttamento della prostituzione, che hanno portato anche ad elevare 12 multe. Di cosa si tratta? Sì, abbiamo intensificato i controlli lungo questa direttrice di marcia, quindi Viale San Lazzaro e Via Re Verona, che è effettivamente dove trova luogo la prostituzione, non così in maniera esponenziale, ma comunque è presente. Lo sfruttamento della prostituzione è un reato e quindi va accertato attraverso delle indagini, ma ciò che noi vogliamo colpire effettivamente, specialmente in questo periodo, è stato effettivamente l'approccio dei clienti verso le prostitute, quindi cercare di sanzionare a livello di regolamentazione comunale. Abbiamo fatto diversi controlli in questi mesi, l'accertamento che viene eseguito dagli agenti non è evidentemente facilissimo perché deve essere compiuto in attività in borghese, però siamo riusciti ad infrenare un po' il fenomeno contestando a una dozzina di clienti la richiesta del servizio. Ecco, tutto questo è stato possibile anche grazie all'ampliamento, alla modifica del regolamento di polizia urbana. Di che cosa si tratta? Certo, allora la norma è contenuta nel regolamento di polizia urbana, è stato trasposto l'ordinanza del sindacale contingibile ed urgente che il sindaco aveva adottato, quel disposto e quel precetto è stato ripristinato all'interno del regolamento, nel quale viene vietata anche la prostituzione all'interno di veicoli su area pubblica, quindi abbiamo più strumenti a nostra disposizione per poter accertare l'illecito. Controlli che continueranno anche nei prossimi mesi? Sicuramente questa è un'attività che viene compiuta lungo tutta la settimana, sappiamo che il fenomeno esiste e quindi cerchiamo quantomeno di contenerlo nei limiti accettabili, però certamente l'obiettivo sarebbe quello di pulire questa direttrice di marcia. Quindi continueremo i controlli per i mesi a seguire, specialmente anche durante il periodo estivo, perché durante le serate più serene che riusciamo che le prostitute vengono all'aperto per poter effettuare il loro servizio, insomma, diciamo così. Ecco, io ringrazio il comandante per essere stato con noi. Da Vicenza è tutto. Grazie Luisa Bertini e Simone Squarcina. Delle volte l'intervento dei vigili del fuoco può essere non pronto, ma prontissimo, tempestivo, velocissimo, perché in questo caso a San Nazario, siamo a Bassano del Grappa, erano passati con il loro mezzo davanti a un edificio e hanno notato un principio di incendio. Sentiamo cosa è successo da Monica Smiderle con l'operatore Andrea Benetti. A te, Monica. Sì, buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Ci troviamo in Val Brenta, precisamente nella località di San Marino, via Montegrappa. Come potete vedere alle mie spalle, i vigili del fuoco stanno ultimando le operazioni di messa in sicurezza dell'incendio scoppiato in questa abitazione. Il rogo è partito dalla canna fumaria, si è poi esteso al sottotetto. Come dicevi, è stato
veramente provvidenziale, in questo caso l'intervento dei vigili del fuoco che si trovavano a passare per puro caso lungo la strada statale Valsugana, che si trova a poche decine di metri da questa strada invece secondaria. Si tratta di pompieri di squadre di vigili del fuoco provenienti da Bolzano e diretti a Vastagna per delle esercitazioni. Hanno notato il fumo uscire dalla canna fumaria, quindi si sono diretti verso l'abitazione e prontamente, con l'intervento tempestivo dovuto proprio al fatto, sono riusciti a fermare il rogo che rischiava di estendersi a tutta l'abitazione. In questo momento invece stanno operando le squadre dei vigili del fuoco da Bassano e da Vicenza, con l'autobotte da Bassano, con l'autoscala invece da Vicenza. I vigili del fuoco di Bolzano hanno lasciato spazio ai colleghi per raggiungere appunto Vastagna, dove era in programma l'esercitazione che dal Trentino Alto Adige li ha portati qui in Veneto. È stato un intervento provvidenziale, il rogo si è fermato in realtà alla canna fumaria e al sottotetto dell'abitazione, salvando invece l'interno. All'interno della casa al momento dell'incendio c'erano 2 persone, un'anziana signora di 88 anni che in questo momento non si trova più in casa e il figlio. Operazioni che stanno ormai ultimando, la casa è stata messa in sicurezza, ripetiamo, veramente provvidenziale, direttore, l'intervento dei vigili del fuoco di Bolzano di passaggio per delle esercitazioni in Valbrenta. Se non ci sono domande, da Sannazzaro è tutto e la linea torna allo studio. Grazie a Monica Smider e Andrea Benetti. Quindi quel titolo era basato su notizie iniziali frammentari che avevamo ricevuto, e Monica Smider ci ha detto che in sostanza proprio questo intervento rapidissimo dei vigili del fuoco ha scongiurato grossi danni. Purtroppo è andata diversamente in un'abitazione di Cessalto, dove una coppia di anziani coniugi è riuscita ad uscire dalla casa in fiamme, ma poi la donna, la moglie, è rientrata per recuperare alcuni oggetti ed è morta intossicata. I vigili del fuoco l'hanno trovata senza vita sul letto. Il rogo è divampato dalla canna fumaria del camino della cucina, estendendosi rapidamente al resto dell'abitazione. Tragedia all'alba a Santa Maria di Campagna, frazione di Cessalto, in una casa rurale in via Bidoggia, dove vivevano 2 anziani coniugi. È stato il marito, Graziano Dal Cortivo, 84 anni, ad essere svegliato da un botto poco dopo le 5 del mattino. Ha aperto la finestra ed ha visto il fumo che già usciva dal piano di sotto. Assieme alla moglie, Elena Zamunero, 81 anni, è uscito dall'abitazione nel cortile. Erano riusciti a mettersi in salvo entrambi, portando anche il cagnolino. È stato in quel momento però che la signora, vedendo che stavano per andare perduti tutti i ricordi della sua vita, è voluta rientrare per prendere almeno qualcuno degli oggetti più cari che da tanti anni custodiva con cura, un desiderio che purtroppo gli è stato fatale. Arrivata al primo piano, probabilmente si è sentita male a causa del fumo acre che ormai aveva invaso l'abitazione. È entrata in una camera sdraiandosi sul letto e lì l'hanno trovata ormai senza vita i vigili del fuoco. È Laura, una dei 4 figli della coppia, a raccontare il dramma. Mi ha chiamato mia sorella e mi ha detto che mia mamma ha preso fuoco la casa e mia mamma era dentro e basta. Mia mamma ha sempre fatto tutto per noi e 18 anni fa ha avuto un infarto e 4 anni fa ha fatto 5 angioplastiche. Mio papà non voleva che lei andasse dentro perché voleva andare a vedere dei ricordi e invece lei è andata dentro e lui non riusciva a prenderla perché sono tutti e 2, lei 81 e lui 84 e lei ha voluto andare dentro e poi ha sentito un urlo e hanno detto che ha anche i capelli un po' bruciati.
Poi la figlia scoppia in lacrime, confortata dai tanti parenti giunti in queste ore a portare cordoglio alla famiglia così duramente colpita. Anche i soccorsi sono stati tempestivi. I vigili del fuoco sono arrivati con 7 mezzi e 20 operatori giunti con diverse squadre da Treviso, Motta di Livenza, Portogruaro e Conegliano. In via Bidoggia anche i sanitari del 118. Per Elena Zamuner purtroppo non c'è stato nulla da fare, una leggera intossicazione da fumo per il marito. Sul posto anche i carabinieri che ora coordinano le indagini sulla tragedia. La casa è andata praticamente distrutta. Dal camino della cucina le fiamme hanno avuto facile presa sul rivestimento in legno delle pareti e da lì si sono estese al resto dell'edificio. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la mattina per spegnere il rogo, riuscendo ad impedire che l'incendio si propagasse anche all'abitazione decente. Servizio di Marta Marangon e l'intera comunità di Cessalto è rimasta profondamente colpita da questa tragedia in via Bidoggia. Tra i primi a giungere sul posto il sindaco Emanuele Crosato. Io gli ho portato le nostre condoglianze della nostra comunità. E assieme all'assistente sociale e all'ufficio tecnico abbiamo dato la massima disponibilità in tutto quello che possiamo fare per aiutarli nei prossimi giorni, nei prossimi passi. Tra i primi a giungere in via Bidoggia il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato, ha voluto portare la vicinanza dell'intera comunità alla famiglia dal Cortivo, una famiglia numerosa, molto unita e molto nota in paese. Una famiglia conosciuta, il marito era sempre particolarmente allegro, anche i figli, persone per bene che hanno sempre aiutato e sempre anche all'interno della parrocchia, quindi persone estremamente conosciute e volute bene. La tragedia che ha colpito questa famiglia ha scosso profondamente la comunità, anche per la modalità. La signora Elena era già uscita e si sarebbe salvata se non fosse rientrata in casa per cercare di recuperare almeno uno di quei tanti ricordi che serbava con tanto amore e che racchiudevano tutta la storia della sua vita e dei suoi cari. Questo gesto d'amore le è stato particolarmente fatale. E questo ci lascia anche un monito, quello che una volta di essere fuori un edificio, di rimanere in sicurezza fuori fino a quando non arrivano le forze dell'ordine, i volontari o chi pronto ad aiutarci. Dolore a Villa d'Asolo per la scomparsa di Giuseppe Zanon, volontario 65enne che è morto cadendo da un tetto. Si attende la data dell'autopsia per accertare le cause del decesso. Intanto gli amici dell'Ana Montegrappa lo ricorderanno domenica durante la sfilata nazionale delle penne nere a Genova. E quando sono arrivato qua mi sono trovato la nuora, la Iris, che mi chiamava e mi fa vieni che c'è Giuseppe per terra, e sono entrato là in bocciofila e me lo sono visto per terra, c'era Fabio che urlava papà, papà, papà. Oggi c'è una rosa blu nel punto in cui è stato ritrovato a terra senza vita Giuseppe Zanon, il volontario di 65 anni morto dopo essere precipitato da un'altezza di 3 metri mentre stava sistemando il tetto della bocciofila Villa d'Asolo dove viveva. Per lui inutile ogni soccorso, i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica per capire cosa possa essere successo, al vaglio tutte le ipotesi, e chi lo conosceva non riesce a farsi una ragione della sua scomparsa. Una persona amata da tutti e sempre vicina alla sua comunità. È una persona che ha dato sempre tutto di sé per il paese. Sì, Giuseppe era la classica persona che penso abbia speso la sua vita per tutti gli altri e ha sempre messo il volontariato davanti a se stesso. Una persona che penso che in tanti ci ricorderemo, come mi diceva anche il nostro parroco, non l'ha mai visto vestito da festa, sempre vestito da lavoro, perché lui era disponibile sempre a lavorare per tutti. È una persona veramente che penso che sia un grande vuoto qua nel nostro paese. Era il suo braccio destro? Sì, il mio braccio destro, perché non lo chiamavo Beppi correva. Tanto dolore nelle parole dell'amico Giordano. Giuseppe Zanon, per tutti Beppo, tra le tante attività era anche in prima linea nel comitato della Sagra Paesana ed era alpino attivissimo nel gruppo di Villa d'Asolo che fa parte dell'Ana Montegrappa. È proprio il presidente Rugolo che esprime tutto il cordoglio della sezione per la famiglia del 65enne. Ci ha lasciati in modo tanto tragico quanto improvviso, ci lascia sgomenti e la cosa ci lascia veramente vuoti nell'animo. In questi giorni poi che ci stiamo preparando per partire per la Dunata di Genova, la cosa
fa ancora più male. Speriamo che i suoi familiari, il gruppo Alpini Villa d'Asolo sappia superare questo momento tragico e ci stringiamo a tutti quanti loro in un abbraccio ideale. E se può valere qualcosa, se può servire, domenica sfilando alzeremo lo sguardo al cielo, un pensiero a Giuseppe. La tragedia di Venezia davanti alla caserma della Guardia di Finanza, al comando della Guardia di Finanza di San Polo, un giovane di 20 anni è morto annegato. Il suo nome non si conosce ancora, addosso non aveva documenti, ha un'età stimabile attorno ai 25 anni. Il suo corpo senza vita è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco nel canale di fronte alla sede del Comando regionale della Guardia di Finanza attorno alle 7:15 di mattina, al termine di quasi 2 ore di ricerche. Sulle circostanze che hanno portato alla caduta in acqua e all'annegamento in Rio di San Polo di un giovane magrebino indagano i carabinieri. Il campo delle ipotesi appare comunque già molto ristretto. La caduta in acqua sarebbe avvenuta in maniera autonoma, nessuna rissa o aggressione. Sul corpo del giovane non c'erano segni di violenza. Rimane il dubbio se a provocarla sia stata una tragica fatalità o delle condizioni di alterazione. Un ulteriore aiuto alla ricostruzione dei fatti potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della Guardia di Finanza. Il comando di San Polo ne ha almeno un paio puntate sul canale. I carabinieri hanno già acquisito i filmati. La caduta in acqua è avvenuta all'alba, attorno alle 5:30, un orario in cui c'era pochissima gente in giro. Tra i residenti in Corte Amaltea la notizia si è diffusa qualche ora dopo. Ha avuto modo di parlare con qualcuno, magari tra i suoi vicini di casa, che invece ha visto qualche cosa o ha sentito qualcosa? Sono uscita che i miei vicini erano andati già a lavorare e quindi non... Ma adesso che abita qui in questa corte, sono per la maggior parte affittanze turistiche o ci sono ancora residenti? Sono parecchi turisti. Just my husband, because I was sleeping, so I didn't hear anything. Poco dopo arriva una coppia di turisti francesi. È lei a raccontare che il marito ha sentito qualcosa. Lui dice di essere stato svegliato da delle urla, ma di non avere avuto modo di capire cosa stesse accadendo. I primi ad intervenire sono stati invece 2 turisti polacchi che alloggiano in una struttura ricettiva poco distante. Sono loro ad aver cercato disperatamente di aiutare la persona in acqua. In quei momenti drammatici è anche passato un barchino, ma lo sfortunato giovane era oramai stato inghiottito dal canale. Servizio di Filippo Fois, restiamo a Venezia per la Biennale, oggi la cerimonia inaugurale con lo strappo tra il presidente Buttafuoco e il ministro Giuli che non si è presentato come aveva anticipato e poi un fuori programma, la protesta delle Pussy Riot contro il padiglione della Russia con urla e fumogeni. Andremo poi in diretta da Lorenzo Maier. Pussy Riot, come sapete, sono un movimento rock politico anti-putiniano che ha già manifestato in diverse occasioni contro il Cremlino, subendo anche conseguenze giudiziarie e penali, ragazze che sono state anche arrestate. Adesso con i nostri registi, dove avevamo detto che saremmo andati, restiamo alla Biennale a Venezia perché c'è è iniziata comunque questa 61esima edizione della Biennale d'Arte, e grande attesa, e ovviamente sentiamo quelle che sono state le fasi che hanno preceduto la giornata di oggi. Vediamo. Senza la giuria che si è dimessa, senza la sua compianta curatrice Koyo Kuo, prematuramente scomparsa un anno fa, ma con tutto il team curatoriale che ha raccolto il testimone del suo lavoro e con il presidente Pietrangelo Buttafuoco, rimasto in silenzio con i giornalisti, che parlerà solo nelle prossime ore in conferenza stampa. Si è aperta così, ai giardini, davanti al padiglione centrale, la 61esima edizione dell'Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, in Minor Keys, in chiave minore, questo è il titolo. Ecco intanto il padiglione della Russia aperto che ha scatenato la tempesta. Nelle prossime ore sono annunciate anche altre proteste davanti al padiglione di Israele, che è stato trasferito dai giardini all'Arsenale, una mobilitazione per dire stop alla guerra a Gaza.
3.000 gli invitati alla mostra in questi giorni di preapertura. Il significato letterale di minor keys è tonalità minori, quindi il primo significato ha a che fare con la musica e sa di ascoltare le tonalità minori della musica, mentre il secondo è che è legato, cioè minor key come piccola isola. Il fatto di essere stati selezionati da Coio è un grande onore per tutto il team, anche perché hanno lavorato a stretto contatto con Coio da molto tempo, quindi c'è una relazione molto stretta e è anche una questione che hanno molto rispetto della selezione che ha fatto e sono molto onorati. Note persistenti è invece il tema e il titolo del Padiglione Venezia. È un progetto che il Padiglione Venezia porta come omaggio vero e proprio alla nostra città, facendone ascoltare delle risonanze diverse, cercando di farlo sentire da altri punti di vista. Venezia, anche quando parla di se stessa, non si guarda l'ombelico, perché Venezia è l'ombelico del mondo e adesso lo vediamo in questi giorni dove è veramente il palco del mondo, nel bene e nel male, anche con le polemiche. Andiamo in Friuli Venezia Giulia perché oggi sono 50 anni dal terribile terremoto che sconvolse quella regione, lo ricordano benissimo anche i veneti, soprattutto nella fascia Belluno, Treviso, Venezia, perché anche il Veneto tremò, ma i grandi danni, come sapete, furono soprattutto a Gemona con tantissimi morti. Oggi la cerimonia dei Vigili del Fuoco. Sentiamo la nostra redazione di Udine. Il pensiero va alle vittime di questo disastro che è stato tra i più devastanti del secolo scorso. Migliaia di vittime civili, anche 4 vigili del fuoco deceduti. Oggi, 6 maggio, ricorre il 50° anniversario di quel terremoto che ha scosso, danneggiato prima e distrutto poi il Friuli intero. E nessuna costruzione può resistere se non è dotata di, prima di tutto, fondamenta stabili. Le nostre radici, le nostre fondamenta sono le persone che hanno lavorato prima di noi. Si dormiva in macchina, questi cani nel niente cominciano a sgarfare, si venivano fuori, tiravano in parte, tornavano lì. Dopo 11 giorni la persona sotto era ancora viva. Il viale Tricesimo era diventato da 4 corsie, le estreme la viabilità lenta, le centrali pieno di vetture coi fanali lampeggianti e fazzoletti che portavano giù, non c'erano ambulanze, pochissimo, è tutto buio. Io ho questo ricordo che quando si arrivava vicino ai paesi, che tremava spesso forte, e si vedeva la polvere. Semplice riflessione, un ricordo ai caduti, una testimonianza per il presente e per il futuro e sicuramente un grande esempio di umiltà, di rinascita e di impegno sociale da parte di tutti i componenti. È stato bellissimo ricordare l'aspetto della ricostruzione, ma la nostra memoria, il nostro ricordo va anche a quanti hanno lasciato la vita nel momento del soccorso. Il rischio è il nostro pane quotidiano. Un giorno senza rischio è non vissuto, poiché per noi credenti la morte è vita, è luce. Nel terrore dei crolli, nel furore delle acque, nell'inferno dei roghi. La nostra vita è il fuoco, la nostra fede è Dio. Per Santa Barbara Martire. Così sia. Nel pomeriggio l'arrivo nel Friuli Venezia Giulia di Sergio Mattarella e anche del primo ministro Giorgia Meloni. Vediamo il Messaggero del Veneto. Messaggero Veneto, giornale del Friulano, centinaia di persone alla messa alla Goi Pantanali. Il sindaco di Gemona: non dimenticheremo mai le vittime del
sisma. E poi vedete le prime pagine del giornale che hanno raccontato il terremoto, i soccorsi tra le macerie, gli sfollati, gli edifici distrutti. Era stato veramente un disastro vero e proprio, e anche tante testimonianze. Gli angeli di Guastice tornano in Friuli dopo 50 anni. Partimmo ragazzi per aiutare chi aveva perso tutto. E vediamo un altro documento su quel sisma spaventoso. Nel 76, il 6 maggio, capita il terremoto, violentissimo. Alle 9 di sera, una scossa che dura quasi un minuto. Io mi trovavo, come ufficiale sempre presente, mi trovavo in autorimessa. Ho dato la disposizione di far uscire tutti gli automezzi di soccorso dalle autorimesse che avevamo, in modo che stiano in cortile, che se capita un'altra scossa non rischiamo anche i mezzi che possono far del bene agli altri. Le squadre operative erano subito pronte a intervenire, ma non si sapeva dove andare. Il tempo passava ed ancora nessuna richiesta di soccorso arrivava al comando. E quindi con l'autista della macchina di servizio siamo usciti dalla caserma. Ho detto non sappiamo dove andare, sicuramente le persone non ritornano in casa per telefonare e chiamare i soccorsi, quella volta c'era il telefono fisso. Diressi in ricognizioni verso nord, dove sono le spinte dei terreni, per individuare l'estensione e la gravità dei danni provocati dal terremoto. Mi colpì subito il buio profondo, la mancanza di energia elettrica. Tutto era avvolto da una spessa e sconfinata nube di polvere. Ricordo bene che siamo usciti, come ha spiegato lui, con la macchina. Di particolare mi ricordo che tutti i ponti erano alzati di un 50 centimetri. No, il primo l'ho pigliato bene, il resto sono stato attento. E nel mio percorso notturno ero ormai giunto in prossimità di Gemona del Friuli. Bastò un semplice sguardo per comunicare via radio che quanto finora era stato segnalato per Gemona del Friuli andava moltiplicato per 100. Fummo colti entrambi da un intenso senso di sconforto, da un'angoscia profonda e da un sentimento di completa impotenza e grande vulnerabilità. Da dove incominciare? Ben presto gli altri comandi provinciali, tra i vigili del fuoco, che ascoltavano il canale radio operativo di Udine, canale 12, iniziavano i preparativi per quello che sarebbe stato un tempestivo, massiccio, prolungato intervento in Friuli. Poco dopo ci unimmo a una squadra operativa del comando provinciale di Udine appena arrivata a Gemona. Mi avvicinai ancora di più e intravidi il volto polveroso con due occhi spalancati e lo sguardo fisso di una bambina che piangeva in assoluto silenzio. Richiamai indietro la squadra. La struttura viene tagliata in poco tempo. La bambina viene portata all'esterno attraverso il solito lucernaio e consegnata ai sanitari presenti sulla strada poco distante. È stato per tutti i componenti della squadra antincendio un momento di estrema gioia e di soddisfazione. Era il nostro primo soccorso con esito pienamente favorevole. E vediamo alcune testimonianze raccolte da Omar Costantini. Sì, bisogna essere presenti, non si può mancare di queste circostanze importantissime per la vita della comunità e per quello che è successo e per quello che abbiamo fatto, che deve essere una lezione anche a capire come si devono fare le cose, non sperperare le forze ma arrivare a fare il lavoro, a concluderlo, quello è importante, ecco. Io ero un bambino, però insomma sono i primi ricordi vividi di quella tragedia e anche la consapevolezza di un percorso che poi tutti quanti, gli adulti e anche noi bambini dovevamo fare
per ricostruire, chi doveva ricostruire e noi per cercare di dare il nostro impegno e il nostro sostegno alla famiglia. E in quella notte purtroppo... Qua in caserma, all'autore. Dentro? Sì, eravamo qua, tutti noi qua. Ecco, lei è riuscito, diciamo, a uscire in tempo? Io quella sera ero qua, fuori dalla caserma, diciamo, al deposito carburanti, ero di guardia, quella sera lì. Sono stato anche fortunato nel male. Posso solo immaginare cosa ha visto. Ah, solo fumo, fuoco, polvere, di tutto. Una cosa brutta, perché anche facevo servizio con l'ambulanza, la prima chiamata era quella di portare fuori i sacchi per le povere persone che erano decedute, quindi si andava fuori e si vedeva cose inimmaginabili. Non riconoscevo più niente, dico la verità, non si sapeva se era questa la nostra camerata o meno, era tutto distrutto. Il tono macerie è che solo col tempo mi sono un po' reso conto di quanto era successo. Ecco. Mia camerata era al secondo piano del gruppo Conegliano e la mattina il mio comandante mi ha fatto questo permesso per ritirare le chiavi, la boggetta delle chiavi per l'armeria, perché sono diventato armiere la mattina del 6 maggio. E la sera è crollato giù tutto, naturalmente. Quanto è rimasto sotto le macerie? Io sono rimasto circa un'oretta sotto la macerie con un altro gruppo di ragazzi che erano la maggior parte di Treviso, zona di Treviso. Ecco, dove si trova lei? Siete tutti riusciti a uscire vivi? Sì, con qualche graffio, ma comunque tutti siamo usciti vivi senza grossi problemi, però comunque c'erano le scale rovinate, c'era un po' di casino per uscire, ecco. E anche la sezione alpini di Gemona non dimentica chi è andato avanti quella sera. Conti un momento, se si dice di che brutta serata. Sono ancora troppo grandi le emozioni anche a 50 anni di distanza. A 50 anni dal terremoto del Friuli, la sezione ANA di Gemona non dimentica ovviamente chi è andato avanti quella sera. Tra le note del silenzio si alza la bandiera e viene deposta la corona sulla targa commemorativa. E questo è il primo step della giornata della commemorazione. Ognuno rivive la tragedia a suo modo, rievocando un momento drammatico per tutti. Beh, diciamo che per me il 6 maggio è una data molto ma molto importante, perché avendo perso anche un fratello in quella tragica notte, avendo feriti mio padre e mia sorella, cioè ho tanti ricordi che se li elenco tutti adesso come adesso, diciamo che andremo per le lunghe, però sicuramente questo evento e queste cerimonie di ricordo sono veramente toccanti, perché mi riportano sempre indietro a quello che ho passato io, seppur avevo nemmeno 9 anni, 8 anni e mezzo, qualcosa mi ricordo. Un segno indelebile da cui si è ripartiti con forza per onorare proprio la memoria di chi non c'è più. Per me è un momento importante rendere omaggio a queste vittime, e quindi vi ringrazio veramente di cuore a nome di tutti gli alpini della sezione di Gemona. Grazie a tutti. Servizi della nostra redazione di Udine. Adesso torniamo alla cronaca. È stata rintracciata in Florida, dove si troverebbe in stato di fermo Elisabetta Ferretto Tai, ex modella coinvolta nel caso Epstein, di cui la famiglia aveva denunciato la scomparsa dopo il suo rientro dagli Stati Uniti.
Si trova in Florida in stato di fermo Elisabetta Ferretto Tai, l'ex modello originaria di Montagnana, da 20 anni residente negli Stati Uniti. La notizia è stata diffusa dai carabinieri della compagnia di Este dopo gli accertamenti avviati a livello internazionale dalle autorità italiane in seguito alla denuncia presentata dalla famiglia. L'ex modella ha contatti costanti con l'Italia, con i genitori e il fratello che vivono a Montagnana. Tornata negli Stati Uniti dopo aver fatto visita a parenti e amici, di lei non si avevano notizie dal 22 aprile fino alle rassicurazioni arrivate ieri. Un sospiro di sollievo, anche se per ora non sono note le cause del fermo dell'ex modella, ora cinquantenne. Un profilo pubblico, quello di Elisabetta Ferretto Tai, che nel 2019 era stata coinvolta nelle vicende legate a Jeffrey Epstein, avendo denunciato le molestie subite da quest'ultimo dopo essersi avvicinata a lui tramite ambienti legati al mondo della moda. Servizio di Chiara Gaiani, una pensionata di 78 anni, ospite del centro servizi Villa Miari di Sant'Orso, siamo nel Vicentino, è morta dopo una caduta lungo una scalinata interna. La Procura di Vicenza ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e disposto l'autopsia. La famiglia chiede chiarezza sulle responsabilità e sulla dinamica dell'accaduto. Avrebbe spinto una porta antipanico e poco dopo è precipitata lungo una scalinata interna del centro servizi Villa Miari di Sant'Orso. Dopo 22 giorni di ricovero all'ospedale San Bortolo di Vicenza è morta la pensionata Luciana Parente, di 78 anni, originaria di Marano Vicentina e ospite della struttura da alcuni anni. La Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per omicidio colposo ed ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità. L'esame autoptico sarà eseguito dal medico legale Giovanna Del Balzo, mentre come consulente della famiglia, che si è affidata all'avvocato Deborah Squarzon, è stato nominato il dottor Andrea Galassi. La donna era stata colpita da una malattia che negli ultimi tempi le aveva impedito l'uso delle gambe. Per questo era ospite della struttura. L'incidente risale all'8 aprile. La nipote Sara afferma: la nonna, nonostante la sua malattia, aveva ancora tanta voglia di vivere, come aveva anche tanta voglia di tornare a casa. Infatti, per questo si era allontanata altre 2 volte dalla struttura e purtroppo questa volta si era allontanata dirigendosi verso le scale, cadendo e subendo quindi un trauma cranico e delle ferite molto gravi che purtroppo sono state letali. Dal centro servizi Villa Miari parlano di una vicenda dolorosa e assicurano piena collaborazione con la magistratura. Servizio di Ivano Tolettini non accettava la fine della loro relazione, per questo aveva iniziato a minacciarla e a perseguitarla in maniera ossessiva. I carabinieri di Sarmeola di Rubano hanno emesso il divieto di avvicinamento per un 20enne di Treviso. Tu sei roba mia, non sfidarmi perché non sai dove posso arrivare, ti voglio torturare fino alla fine. Sono solo alcuni dei messaggi accompagnati da foto di 2 pistole inviati all'ex compagna da parte di un 20enne residente nel Trevigiano, accusato di atti persecutori nei suoi confronti. Per lui, i carabinieri di Sarmeola di Rubano hanno fatto scattare il divieto di avvicinamento con l'applicazione del braccialetto elettronico disposto dal GIP del Tribunale di Padova su richiesta della Procura. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fatti risalgono alla metà di febbraio, quando la donna ha deciso di interrompere la relazione iniziata pochi mesi prima. Da quel momento l'uomo avrebbe messo in atto una serie di comportamenti ossessivi e minacciosi, messaggi continui dal contenuto offensivo, pedinamenti e appostamenti sotto casa, fino al controllo tramite un'app installata sul telefono della vittima. Non solo, l'indagato ha anche diffuso scritte ingiuriose sull'auto della donna e nei pressi della palestra che da lei frequentata, alimentando un clima di paura costante. Una situazione che ha provocato nella vittima un grave stato d'ansia, costringendola a cambiare le proprie abitudini quotidiane per timore della propria incolumità. Determinante la denuncia presentata ai carabinieri, che ha avviato le indagini e portato all'emissione del provvedimento. L'uomo dovrà ora mantenere una distanza minima di 500 metri dalla donna, dai suoi familiari e dai luoghi da lei frequentati, con il divieto assoluto di comunicare con lei.
L'apertura della Biennale Arte a Venezia sta parlando il presidente Pietrangelo Buttafuoco, un discorso molto atteso, sentiamo cosa dice. Grazie alla Regione del Veneto, grazie alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della città metropolitana di Venezia e grazie ai nostri vicini di casa, ovvero la Marina Militare. Un ringraziamento ovviamente va a Bulgari, partner esclusivo della manifestazione, e a Illy Caffè, main sponsor. E ringrazio tutti gli sponsor, American Express, Bloomberg, Vela Venezia Unica e 4 Gatti Gin. Un grazie va alla RAI, media partner, che segue la manifestazione da oggi fino a novembre con un'offerta dedicata in TV, alla radio e sul web. Ringrazio i donor, gli enti, le istituzioni internazionali importanti nella realizzazione della Biennale Arte 2026. Grazie a Ottavia, grazie a Ottavia Piccolo. Ancora un applauso. Che ha restituito i versi venezianissimi di un grande, il massimo poeta che nel nostro orizzonte, nell'orizzonte noi contemporaneo, racconta soprattutto Venezia. E grazie, e salutiamola nel cielo del misericorde dov'è adesso Coio Cuo. E grazie a tutti voi del team, straordinari, custodi, testimoni, interpreti di un lavoro preziosissimo e unico, rivolto al futuro, qual è quello di Co. E grazie ancora una volta, ma credetemi è una cosa che lo faccio ogni giorno, a tutti quanti nella Fondazione La Biennale lavorano giorno dopo giorno per tenere alta l'immagine, la storia e la sostanza di 130 anni di storia, grazie ai miei colleghi. Andare avanti, avere audacia, sviluppare e realizzare in libertà i vostri progetti. Questo lo raccomanda il Presidente della Repubblica. Ebbene, eccoci. Sergio Mattarella, il capo dello Stato cui dobbiamo riconoscenza e rispetto, ha detto chiaramente ai Davide di Donatello qual è il mandato del lavoro artistico-culturale: libertà e audacia. Ho visto scorrere un titolo nelle All News: siate liberi e audaci. Ebbene, eccoci. Se le autorità politiche fossero ridotte al rango di furerie, dove, intendendosi a sbuffi, le ingerenze arrivano poi a piegare la solidità delle istituzioni, le istituzioni culturali, oggi avremmo un altro esito. Magari lo avremo domani o dopodomani, ma il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha una precisa domanda, la domanda delle domande sulla partecipazione della Russia alla mostra internazionale d'arte, una domanda fatta dal Corriere della Sera, ha detto: la Fondazione La Biennale di Venezia è autonoma. Ha fatto la doverosa premessa: non sono d'accordo, ma. E proprio quel ma da par suo, e io la ringrazio, proprio in quel ma
ha confermato sgargiante e definitiva la libertà e l'autonomia e quindi la libertà e l'audacia, che sono alla radice dello iure, la civiltà del diritto, che è quella dottrina di cui Sergio Mattarella, il capo dello Stato, è maestro. Lo iure, la civiltà del diritto, che è cosa ben diversa dagli statuti etici, dove la legge è uguale per tutti, sembra essere deformata in una sorta di sabba regolatorio, dove la legge è uguale per tutti diventa per tutti quelli che la pensano come noi, per come vogliamo noi. Ma c'è lo iure, la civiltà del diritto, che nessuna fantagiurisprudenza può trasformare. Signore e signori, gentili ospiti, giornalisti, artisti, curatori, amici, vedete, c'è un'immagine che mi accompagna in questi giorni, il dito che indica la luna, ed è un'immagine antica, persino abusata, è un luogo comune, però torna necessaria, perché il rischio, ancora una volta, il rischio è sempre quello di fermarsi al dito, cioè alle polemiche, alle appartenenze, alle pressioni, ai singoli casi, e in tutto questo smarrire la luna. Ed è quel che davvero ci riguarda, questa luna, e cioè il mondo così com'è, il mondo nella sua verità tragica, mai come in questo tempo, ed è la condizione della guerra globale. La storia bussa alle porte della vita quotidiana di tutti noi, figurarsi se non va a bussare alle porte solide di 130 anni di storia della Fondazione La Biennale di Venezia. E oggi arriviamo a questa apertura dopo aver attraversato settimane complicate, vorrei dire giornate complicate, sto dicendo ore complicate, momenti complicati, e sono discussioni accese, richieste di esclusione. Allora, l'importante discorso di Pietrangelo Buttafuoco, sono bastate le prime parole per capire che non ha nessuna intenzione di cambiare strada, va avanti coerentemente con quanto aveva detto finora, cioè che l'arte prevale su ogni tipo di violenza, sulle guerre, e quindi conferma il mantenimento del padiglione della Russia da solo, insieme al sindaco Brugnaro e al presidente Stefani, contro l'Europa che minaccia di togliere i contributi, contro lo stesso governo che però ha detto quel ma su cui ha insistito Buttafuoco, parlando della libertà e dell'audacia alla base dello iure. Andiamo in pubblicità con i nostri registi, torniamo subito, state con noi. Record di ascolti ieri per Media Nord-Est, per le nostre reti Antenna 3 e Rete Veneta, che hanno trasmesso in diretta i funerali di Alex Zanardi, un uomo straordinario, un grandissimo campione, 2000 persone, la messa funebre con le istituzioni, i parenti, gli amici, una grande folla all'esterno, la messa officiata da Marco Pozza. Vediamo il servizio. Piove quando il feretro di Alex Zanardi arriva nel sagrato di Santa Giustina. Ci sono 2000 persone ad attenderlo, gli ombrelli aperti, l'embike che lo aspetta pronta sull'altare per accompagnarlo nell'ultimo viaggio. Alla moglie Daniela, al figlio Niccolò, alla mamma Anna si stringono tutti. Lunghissimo l'abbraccio con loro di Don Marco Pozza.
Un silenzio vivo segue la celebrazione. Nel sagrato qualcuno ha in mano un fiore, tutti hanno un motivo per ringraziare Alex, a partire dai giovani atleti di Obiettivo 3. È stata una grande emozione perché avevo già conosciuto lui quando ero in ospedale da un punto di vista sportivo, ma vederlo di persona, conoscerlo di persona è stata tutt'altra cosa, e quindi ho avuto un'illuminazione e mi ha trasmesso già solamente con lo sguardo tantissimo, poi piano piano ancora di più, e tutto quello che ci ha trasmesso ci rimarrà per sempre. L'album di Famiglia in mano lo salutano gli amici del paese d'origine della famiglia Zanardi, Castelmaggiore. Conoscevamo bene, siamo di Castelmaggiore, quindi sì. Questo album, che foto? Nel 97 quando ho vinto il campionato in America, questa era la serata di gala organizzata alla Barilla a Castelmaggiore. Lei che ricordo ha di Alex Zanardi? Abbiamo visto crescere, lui era proprio quello che ha raccontato qua, una persona eccezionale, niente da dire. C'è anche Roberto Gamba con un cartello che racconta l'uomo Zanardi. Dopo l'incidente del 2001 per primo gli strinse le fascette alle gambe e Alex tornò a correre sui kart nella pista di Campodarsego. Nel 2003, dove lui è stato messo a posto con le protesi e gli dicevano è impossibile che guidi. E invece noi gli abbiamo dimostrato che con le protesi era in grado di gestire il mezzo. Ascolti, quando ha fissato quelle fascette, che cosa aveva paura di fargli male? Adesso il tremore, io avevo paura di fargli male, ma lui ha detto stringi perché ho i piedi, le scarpe di plastica. E poi è partito? E dopo è partito, per mezz'ora ha sempre corso. Le note di combattente di Fiorella Mannoia e poi della canzone scritta da Vecchioni in suo onore scuotono il sagrato dove tutti aspettano l'uscita di Alex Zanardi, un abbraccio interminabile che tocca nel profondo. Alex Zanardi lascia il sagrato tra gli applausi e la commozione dei presenti. La moglie Daniela e il figlio Niccolò, mentre smette di piovere, ringraziano di un affetto che si è sentito vibrare per un padre, un marito, un grande uomo. Vi amo tutti, grazie, ciao, grazie di cuore. Commosso di questa vicinanza. Grazie di cuore a tutti, davvero, grazie. Siete immensi tutti, anche non tutti noi. Grazie a tutti, grazie davvero di cuore, grazie. La moglie e il figlio di Alex Zanardi, servizio di Chiara Gaiani. Continuiamo con le interviste agli 8, sono 8 i candidati sindaci alle prossime amministrative di Venezia. Oggi per Resistere Veneto con Riccardo Szumski, il candidato sindaco Roberto Agirmo. Buongiorno Agirmo. Buongiorno a tutti e come sempre viva San Marco. Buongiorno Agirmo. Senta, abbiamo visto poco fa proprio il discorso molto atteso del Presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, che ha confermato la linea, cioè la Biennale deve essere libera e audace, ha detto Buttafuoco citando anche Mattarella e la Meloni, e quindi diciamo la polemica della presenza della Russia si chiude in questo modo. No? Voi su questo come siete? Ma in realtà siamo assolutamente in linea con Buttafuoco, tant'è che riteniamo che certi argomenti tipo la cultura, l'arte, ma anche lo stesso sport, debbano essere fuori da dinamiche politiche e istituzionali, perché altrimenti a questo punto bisogna fare veramente tutto per tutti uguale. Ricordiamoci che in un modo o nell'altro Israele è presente, quindi direi che se c'è uno non ci può essere l'altro o viceversa. Poi se vogliamo estremizzare chi è che ha attaccato l'Iran, poi qui si possono aprire 1000 dibattiti. Resta il fatto che comunque arte, cultura e sport dal nostro punto di vista dovrebbero essere assolutamente liberi di poter essere sempre presenti, perché sono anche un unico punto di collegamento e magari anche di contatto democratico che ci può aiutare a trovare la pace. Come sta andando la sua campagna elettorale?
Allora, sapevo che era impegnativa, non pensavo fosse così impegnativa. Sicuramente da parte mia è un onore rappresentare Resistere Veneto, ma ancora di più un onore poter essere candidato sindaco per la città che amo visceralmente. È qualcosa che entra in me in modo veramente profondo. L'ho sempre detto e lo dico anche qui oggi, le mie origini sono veneziane al 1.000%. Io sono storicamente collocato a Venezia dal 1821, addirittura il mio quadrisavolo è ancora segnato sui libretti lirici di Venezia presenti al Museo del Goldoni, per cui per me essere candidato sindaco a Venezia, tanta roba. In più riteniamo di avere una serie di peculiarità particolari che ci permettono di poter portare avanti un progetto sicuramente interessante per la città. Ecco, l'autonomia concessa a Roma Capitale in una notte e Venezia? Allora, questo ci tengo, e la ringrazio per la domanda perché ci tengo a rispondervi. Allora, la settimana scorsa in Consiglio regionale i nostri due alfieri, Riccardo Szumski e Davide Lovat, hanno presentato una mozione che in realtà era stata già presentata a dicembre. Questa mozione sostanzialmente chiedeva ai consiglieri regionali, destra e sinistra, di approvare la possibilità di portare come istanza in Parlamento il fatto che a Venezia venisse riconosciuto lo stesso iter che sta andando per Roma. Chiaramente era tirato per i capelli, ma sapete cos'è che hanno fatto i consiglieri regionali di destra e di sinistra? Si sono astenuti, non hanno avuto il coraggio di andare contro le segreterie di partito oppure non hanno avuto il coraggio di dimostrare ai veneziani in questo caso la loro difformità rispetto a quelli che sono i nostri progetti. Venezia autonoma con il riconoscimento della 119 che è prevista in Costituzione e con il riconoscimento dell'insularità risolverebbe, non dico tutti i suoi problemi, ma gran parte dei suoi problemi, perché avremo l'opportunità di avere risorse economiche, possibilità di legiferare. Quindi vedere destra e sinistra che si astengono per, passatemi il termine, codardia, ha lasciato molto perplessi. Ecco, a suo giudizio quali sono i problemi, da quale problema partirebbe? No? Sappiamo quali sono, è una città delicatissima che avrebbe bisogno di molte risorse in più, c'è la questione anche del ticket d'ingresso, insomma tanti problemi, la delicatezza di edifici che sono corrosi dalla salsedine, insomma. Allora, intanto non userei il singolare, ma userei il plurale. Venezia non è una città, direi quasi che sono tre città, perché c'è Venezia insulare, c'è Mestre e c'è Marghera. Tre situazioni completamente distinte e distanti che hanno problematiche e peculiarità distinte e distanti l'une dalle altre. Se andiamo a prendere il discorso di Venezia, possiamo dire semplicemente che il primo dei problemi di Venezia, dal mio punto di vista, è la residenzialità. Ormai Venezia sta andando sotto quota 50.000 e questo è sicuramente un grande problema. Altro elemento che volevo sottolineare per quanto riguarda invece Mestre è il problema della sicurezza, mentre per quanto riguarda è il discorso della vivibilità. Ora, se volessimo andare avanti su questi discorsi avremo tanto da dire, mentre mi ricollego al discorso del ticket. Il ticket voluto dalla giunta Brugnaro e quindi portato avanti da eventualmente Venturini, dal nostro punto di vista è assolutamente illogico e assurdo, è una tassa a tutti quanti gli effetti senza un ritorno, tant'è che abbiamo creato un progetto molto articolato che discuteremo anche credo domani o domani con l'ABAV, proprio in relazione a un completo ristrutturazione di questa logica. Nessuna tassa di accesso, una rimodulazione della tassa di soggiorno, sicuramente a livelli più importanti, ma con la possibilità di poterla andare a eliminare completamente qualora ci fosse da parte dei turisti che stanno a pernotare a Venezia l'opportunità di acquistare un paio di card, una card Easy per chi sta solo 2 giorni e una card sullo stile della New York Pass. Chi è stato a New York lo sa, esiste una card che dà diritto ad accesso a tutto quello che può dare New York, dai musei ai trasporti, ai servizi, a sconti con le attività commerciali, e abbiamo strutturato una cosa del genere che presenteremo proprio domani ad un incontro con l'ABAV. È molto interessante. La moschea di Mestre, c'è una grossa polemica tra centrosinistra e centrodestra. Il centrodestra accusa il centrosinistra di andare a caccia dei voti della comunità bengalese, che sono 8.000 persone. Voi rispetto a questo?
Ora, premesso che quando destra e sinistra fanno queste battute a me fa sorridere, perché bengalesi candidati ce ne sono sia nel centrodestra che nel centrosinistra. Diciamo che il centrosinistra ha alzato un po' il tiro e la battuta che faccio sempre è che si sta vendendo per i famosi 30 denari. 30 denari, qualcun altro sa di cosa sto parlando, ma dato che siamo in tema religioso, diciamo questo. E perché siamo in tema religioso? Premesso che la libertà di culto è sacrosanta, premesso che la possibilità di mettere dei candidati residenti col diritto di voto nelle liste è assolutamente sacrosanta, ciò che lascia perplesso è aver venduto il proprio simbolo per sostanzialmente dare già in mano l'opportunità a chi, nel caso, di costruire la moschea più grande d'Europa. Tra l'altro in una posizione, chi conosce Marghera sa di cosa sto parlando, il posto dove vorrebbero costruirla è infausto a livello logistico, a livello strutturale e quant'altro. Ma a monte di tutto c'è un elemento fondamentale. Se andiamo a guardare la nostra Costituzione, io credo che la moschea non abbia il diritto di essere costruita per tanti motivi. Se vogliamo essere ancora più drastici, mettiamola così. Premesso, non voglio apparire ciò che non sono, però ricordiamoci che la religione musulmana, ovviamente non posso fare di un un fascio, ma ha degli elementi caratteristici che sono difformi dalla nostra Costituzione. Il fatto di pensare che la donna sia a valore indicato inferiore ad un cane, permettetemi, non è legittimo nella nostra Costituzione. Qualcuno forse avrà l'amante, ma sicuramente nessuno considera la donna inferiore a un cane. Il fatto che Khomeini qualche anno fa dicesse sì, le donne e bambine ci possono stare, devono avere massimo 9 anni, però i rapporti non completi ci possono essere. Ragazzi, io fintanto che non ci sarà un'integrazione culturale da parte di chi viene nel nostro paese e non accetta le nostre regole, non dico la religione, non accetta le nostre regole, signore e signori, questa cosa non sa da fare. Girmo, ecco un tasto dolente è quello della sicurezza, no? Noi lo vediamo a Focus, ogni sera arrivano centinaia di messaggi che lamentano appunto un aumento della violenza, la mancanza di controlli capillari. Cosa pensate che si possa fare? Allora, anche qui mi rifaccio a ciò che abbiamo già proposto anche in Consiglio regionale, perché noi stiamo lavorando tantissimo, ma abbiamo poco spazio a livello comunicativo. Voi ce lo date. Ora, detto ciò, che cosa è che abbiamo proposto? È una provocazione, ma ascoltatela perché ne vale la pena. Voi sappiate che negli uffici di polizia, prendo tutte le forze dell'ordine, il 45% almeno è impiegato in elementi burocratici all'interno degli uffici. Il che vuol dire che se io ho 100 poliziotti, 45 sono seduti in scrivania a fare carte. Bene, noi abbiamo detto, dato che il Comune di Venezia, tra dipendenti diretti e delle partecipate a 10.100 dipendenti, io dico, vuoi che tutti siano così ottimizzati? Perché, so che è difficile fare un'operazione del genere, ma è un ragionamento, perché non prendiamo i dipendenti non ottimizzati, li mettiamo negli uffici burocratici della polizia a far carte e mettiamo tutti i 100 poliziotti o i carabinieri o quello che è in strada a fare il loro dovere? Perché ricordiamoci che la divisa riscuote ancora rispetto, non voglio dire timore, rispetto. Quindi se abbiamo le forze dell'ordine su strada anziché negli uffici, sicuramente stiamo dando una mano alla sicurezza. Se c'è la presenza, diciamo il poliziotto di quartiere, non è quello che intendo, ma la logica è quella fondamentalmente. Se abbiamo la presenza fisica della forza dell'ordine nel territorio, la delinquenza sicuramente fa mezzo passo indietro. Un'ultima cosa, Girmo, lei da tanti anni lavora nel settore turistico e ieri abbiamo dato la notizia di 12.000 voli cancellati nel mese di maggio in Europa. Qualcuno prevede delle catastrofi anche in questo settore, perché davvero molta gente ha già prenotato, non sa se rinunciare. Allora, come siamo messi? Allora, premesso che sì, è un problema. Però vorrei fare un ragionamento un po' dietro le quinte. Sì. Allora, dicono che la mancanza di fonti primarie sia determinata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. Allora, sappiate che solo il 20% della produzione mondiale di petrolio passa dallo Stretto di Hormuz. Di questo 20% soltanto un 15% arriva in Europa. Quindi stiamo parlando del 15% del 20%, perché il restante 75% del petrolio che viene portato attraverso lo Stretto di Hormuz va nei paesi asiatici. Ora, a mio avviso, dietro a questa mancanza, tra virgolette, di fonti primarie, c'è una politica
per andare ad aumentare i prezzi. Purtroppo l'aumento dei prezzi si ripercuote un po' ovunque, ovviamente aumentano tutti i costi, dicono che manca petrolio, io ho qualche dubbio su questo. Dal mio punto di vista c'è un piano strategico finalizzato a speculazioni. Dato che le speculazioni ma le abbiamo viste nel petrolio, le abbiamo viste nel reparto farmaci, e qua se volete possiamo aprire un elemento sul discorso sieri sperimentali somministrati a una gran parte della popolazione, diciamo che le speculazioni sono all'ordine del giorno. Agirmo, grazie, avremo la possibilità di avere un altro incontro con tutti gli 8 candidati, grazie per ora. Roberto Agirmo, candidato sindaco di Venezia con Resistere Veneto di Riccardo Szunski. Ricordiamo Riccardo Szunski e Davide Lovat eletti in Consiglio regionale. Grazie Agirmo, grazie. A voi, grazie Marco, come sempre. A presto, andiamo in pubblicità, tra poco state con noi. A Padova è quasi completo il sistema antincendio della Basilica del Santo. Sentiamo. Per il 13 giugno le cupole saranno protette. È sicuro il presidente della veneranda Arca di Sant'Antonio. Il sistema antincendio delle cupole della Basilica di Sant'Antonio sarà pronto per il 13 giugno. 3 cupole già completate, i lavori procedono. La Basilica porta avanti il progetto di ammodernamento e potenziamento del sistema antincendio con strumenti di ultima generazione per proteggere le 8 cupole. Un sistema chiamato Water Mist che protegge anche gli affreschi della Basilica. Abbiamo scelto questa tecnologia antincendio che è recente e che ha trovato già molti utilizzi, fra cui a Notre Dame, peraltro consigliata da noi italiani al tempo. È una tecnologia che riesce a sfruttare al meglio l'acqua senza doverne patire le conseguenze quando questa ruscella, bagnando magari gli intonaci che sono preziosissimi, perché sotto quegli intonaci ci sono degli affreschi. Lavori importanti per mettere in sicurezza un tesoro che è della collettività. Credo che sia per noi motivo di grande gioia e di gratitudine nei confronti di chi ha permesso la realizzazione di questo progetto, Delegazione Pontificia, Veneranda Arca, Cariparo, i frati stessi, tutte realtà coinvolte nel desiderio di mettere al sicuro un patrimonio che noi ereditiamo dal passato come bene prezioso e che come senso di responsabilità merita di essere custodito anche per le generazioni future. Diciamo spesso che non si tratta solo di costruire un edificio pur splendido, ma anche un patrimonio di fede e di spiritualità che da secoli è meta di tanti pellegrinaggi e dell'affetto di tante persone attorno alla figura di Sant'Antonio. E sono 51 i comuni della provincia vicentina che hanno aderito alla seconda edizione di Bike to Work, progetto a sostegno della mobilità lenta. Fascia tricolore e via in sella alla bicicletta. 51 amministratori per altrettanti comuni del Vicentino che hanno aderito alla seconda edizione di Bike to Work, 15 in più rispetto allo scorso anno. In questi 51 comuni i cittadini, attraverso l'app Ecoattivi, per ogni chilometro del tragitto casa-lavoro percorso in bicicletta, e-bike, monopattino elettrico o a piedi, possono maturare ecopunti convertibili in buoni da spendere nei negozi del territorio aderenti al progetto. Il tutto per promuovere la mobilità lenta, contribuire a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente. Si conferma essere quello a noi più conosciuto come il sistema aggregato più grande d'Italia. Parliamo di oltre 500.000 utenti nel bacino interessato, circa 3.000 gli utenti attivi e tantissime tonnellate di CO2 risparmiate. Ma quello che ci teniamo a sottolineare come provincia è la volontà di promuovere sistemi di mobilità alternativi. Stiamo lavorando anche sul biciplan e quindi lavoriamo su questo settore come lavoriamo sulla mobilità pubblica, sul trasporto pubblico, come lavoriamo sulle strade e sulla messa in sicurezza stradale. Si tratta della rete di comuni aderenti più grande d'Italia, di cui Vicenza è capofila. È un piacere come comune capoluogo rappresentare come capofila il raggruppamento, perché appunto è un'iniziativa che propone sani stili di vita, che diminuisce l'inquinamento e il traffico sulle strade, quindi sicuramente un'iniziativa da proseguire. Abbiamo diverse, soprattutto anche in termini di piste ciclabili, interconnessioni e quindi è una fortuna anche per i cittadini di Costa Bissara che si possono recare al capoluogo con sicurezza anche in bicicletta. Noi abbiamo una bella zona
industriale, speriamo di riuscire anche a fare una pista che possa portare i dipendenti di tutte le ditte che ci sono nella zona industriale in bicicletta. A Padova è stato presentato un libro che parla delle ultime scoperte naturalistiche. Diario di un naturalista, questo è il titolo del nuovo libro di Enzo Moretto, naturalista e direttore di Esapolis. Raccoglie esperienze, osservazioni e riflessioni maturate nelle attività di studio della natura e degli insetti. Presente anche Daniela Canella, vicepresidente della provincia di Padova. Un libro, un'opera bellissima dove viene messa nero su bianco l'esperienza straordinaria di Enzo Moretto, un ambasciatore padovano, un grande conoscitore di questo specialissimo mondo. L'autore, Enzo Moretto, ha definito il libro come una raccolta delle esperienze e delle scoperte dei giovani naturalisti. La sintesi di un'esperienza, almeno di un racconto da piccolo, per coinvolgere tutti quanti nell'avventura che ho avuto io. E poi riprende con Esapolis, col gruppo di giovani naturalisti, proprio per dire il museo si è aperto a coloro che avevano questa passione. E cosa è successo? Questi giovani hanno cominciato a fare delle scoperte e le abbiamo seguiti, abbiamo vissute insieme e sono diventate una storia che è il diario di un naturalista, un diario dei naturalisti. Tra le tante esperienze che contiene questo libro, spazio anche una delle riscoperte che ha fatto Moretto. Infatti il naturalista ha ritrovato e filmato un'ape gigante delle Mollucche, ritenuta estinta, che era stata scoperta per la prima volta da Alfred Russel Wallace, scienziato collega di Darwin. Io lo consiglierei a chi ha passione, che nasce con questa passione anche da piccolo, e ha bisogno di trovare un ulteriore stimolo per capire che si può fare, si può arrivare tranquillamente a fare delle scoperte straordinarie anche solo con la passione. Servizio di Marta Zatta, ieri sera grandi ascolti a Focus, torniamo questa sera con gli ospiti Bernardo Bernardini, Luigi Calesso, Mirko Casteller, Maurizio Conte, Marco Donadel, Leonardo Padrin e Pietrangelo Pettenoi. Tutto per oggi, grazie molto ai nostri registi Mattia Pizzaia e Tommaso Bigotta, ci vediamo stasera se lo vorrete, torno alle 21:20, buona giornata.